Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live di Sibilla Interattiva e gratuita del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che domani sera con il Degada nel mio canale, per chi vedrà questo video dopo, alle 21 ci saremo per le Sibille Interattive con il Degada. Il Degada c'è anche nel suo canale alle 21:30 venerdì e poi a lunedì alle 21. Poi vi ricordo anche, se volete fare la domanda, mi ricordo nome e data di nascita e poi una domanda con delle indicazioni. Ad esempio, se siete sposati, dovete dire che avete sicuramente qualcuno a fianco, no? Non è che dovete darmi il DNA, il codice, robe leggere, però dare uno spunto, perché sennò nelle sibille quando si leggono c'è sempre magari una carta che è ambigua perché non si capisce bene lo scheletro della famiglia o delle intenzioni di chi vuole fare la domanda. In più vi ricordo anche che io e il Decada abbiamo due gruppi, direi due fantastici gruppi, uno del nome Radionica, Radiostesia, Teologia ed Ermetismo, e uno dei nomi incasti sacerdotali. Nel primo siamo più o meno 1800, nel secondo sui 680. 680 amicizie che ci seguono da parecchio tempo. In più, per quelli che sono nuovi e raggiungono, ciao Carla, ciao Cassapea, fate pure delle domande. E in più vi ricordo anche una cosa importantissima, che abbiamo il sito ilcapitano.altervista.org, dove c'è una sezione gratuita dove ci sono più di 20 ebook di Radionica Radiostesia che il nostro Marietto ha messo dal 2015 con il Degarda, e praticamente hanno già scaricato con questi ebook targati il Degarda Marietto Veneziano, hanno scaricato più di 175.000 ebook. Quindi il vostro Marietto ha donato umanità più di 2.200.000, 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici con tanto di istruzioni. Tutto gratuito. In più c'è una sezione shop dove ci sono dei prodotti pregiati di esoterismo, ad esempio questo ciondolo magico esoterico radionico costa solo 150 euro più 10 euro di spedizione ed è importantissimo. Bene, iniziamo subito con le domande perché vedo che c'è parecchia gente collegata. Intanto saluto Carla, Cassiopea, Felix, FC, che sembra Federazione Calcistica, ridiamo con Jenny, ciao Jenny, poi Anna, Cassiopea ancora, e ridiamo con Jenny. Bene, vedo già che ci sono qualche domandina. E la prima è la nostra Felix Francesca, che poi Anna del 90. Alberto 80, come andrà tra di noi? Allora, Felix, devi dirmi un'indicazione, siete già insieme? Perché il problema è che escono delle sibille, non riesco a collegare. Come andrà fra voi? Ma voi siete assieme? Avete già una vostra famiglia? Dovete darmi delle indicazioni in cui, quando escono delle sibille, perché può uscire una donna maritata e poi io non riesco a capire se siete voi sposati con lui oppure siete una coppia un po' segreta e via dicendo. Ci stiamo frequentando, però voi non siete praticamente... Francesca, Felix, non siete praticamente, non avete dei già mariti, mogli, fidanzati, Ah, ok. Quindi, tutti e due single, bene Felix, perché così riesco a inquadrare, perché sennò escono delle sibille e non si riesce a capire chi sono, sembrano delle carte che escono, invece magari se si riesce a collocarle la cosa diventa più facile e anche per voi avete un risultato più attendibile. Quindi saluto anche Alex Galletti e via, e Anna Massaro. Bene. Vedo che c'è tante domandine e partiamo con la nostra Anna del 90 che si sta frequentando col amico Alberto dell'80. Come andrà fra di voi? Una bella domandina. E chiediamo alle nostre super sibille. Intanto anche Hilde vi saluta e alla console che sta facendo il suo job. Bene, vi ricordo domani sera il Degada Marietto Veneziano 21 nel canale del Marietto Veneziano. Quindi vediamo un po'. Voilà, vediamo come va fra Anna e il nostro Alberto. Beh, il taglio
è un extra lusso, il taglio è un extra lusso, bisogna proprio dirlo. Queste carte fanno presagire che questa persona ha delle qualità importanti. Ha delle qualità importanti e più sembra anche un dialogo fortunato, cioè un'unione fortunata, un incontro fortunato, una persona di spessore. Quando esce sempre questa carta, è una carta che sta a indicare qualcosa o qualcuno o una situazione estremamente favorevole. In più è praticamente collegata alla fortuna, e la fortuna non è mai cieca, non è che uno prende un colpo di fortuna perché non c'è il resto del mondo che... la fortuna è qualcuno che ha lavorato duro, no? Forte nella propria vita ed è stato baciato dalla dea fortuna, che praticamente vede il suo sforzo e lo premia. Quindi diciamo, cara Felix Francesca Anna, che sembra che questa persona è una persona di spessore, una persona che vale, una persona che praticamente ti porterà buoni auspici. Vediamo un po', c'è anche una donna forte. Vediamo un po'. Il taglio era estremamente positivo, però vediamo bene la nostra assesa. Ecco, mettiamoli a favore di camera così che le cose siano chiare e vediamo un po' come evolverà questa situazione. Allora, nel passato, io vedo nel vostro passato che tu sei una donna forte ed è questo stato come un premio, però c'è qualcosa di nascosto, c'è stato qualcosa di nascosto, forse o un tuo ex che torna alla ribalta, o c'è stato qualcosa di nascosto fra voi due, o qualcosa di nascosto che ha influenzato voi due, perché vedo che c'è stato un blocco, o c'è qualcosa che traballato male, solo che tu esci o da una situazione difficile in cui sei vittoriosa, o tu sei una donna forte con dei importanti doni. Però io qui poi vedo una situazione effettivamente che ha colpito duro, insomma non è facile interpretare perché non conoscendo bene la situazione, però vedo che ci sono stati dei blocchi e qualcuno forse te l'ha voluto rubare anche questo. Sembra quasi che sia entrata una persona che tu conoscevi già e che ha voluto mettersi in mezzo fra voi due, o qualcosa che ha disturbato la vostra unione, o avrebbe voluto di nascosto, magari non te ne sei neanche accorto, però qui c'è qualcosa che ha frenato. Però qui c'è la carta di tua, che sei una persona fortissima. Ilde è tra i fornelli, sta lavorando bene. Topolotto, cosa stai cucinando? Che tutto il mondo se lo sta chiedendo. La zuppa di scarole e fagioli. Ah, stavo preparando la zuppa di scarole e fagioli. Scusate se magari c'è questo piccolo intermezzo. Poi vediamo nel presente. Nel presente fra voi due ci sono delle situazioni estremamente positive, proprio perché abbiamo visto il taglio che è una persona forte. Tu sei molto speranzosa, però guarda, io vedo che tu stai pensando anche al passato, vedo che stai pensando a qualcuno del passato, o lui magari assomiglia a qualcuno del passato, o lui è qualcuno del passato che torna. Comunque io vedo che tu stai guardando indietro al passato, sei speranzosa, forse sei speranzosa che torni qualcuno, o lui ti ricorda qualcuno del passato, però quando c'è la matrice è sempre a capo di una donna forte che guarda nel passato qualcuno in cui era molto, molto elegante. Quindi, riassumendo un po', donna forte, piena di doni, no? Poi è successo qualcosa che ha frenato un po' di nascosto, qualcosa che è arrivato di nascosto, potrebbe essere un tuo ex o potrebbe essere una situazione anche legale che ha frenato un po' la situazione. Nel presente io vedo che lui, insomma, fra di voi c'è veramente dell'intimità, tu sei molto positiva, però c'è qualcosa del passato, vedi, che frena. Sembra che in questo presente, no, visto che siete insieme da 3 mesi, c'è qualcosa che potrebbe, dico potrebbe, uso condizionale, perché ci indica una disgrazia, qualcosa che frenerà. Ma andiamo, facciamo un passo del futuro. Il futuro o un viaggio o un cambiamento e porterà
in un certo senso una situazione estremamente favorevole, perché la stanza, quando si parla di sentimenti, quando si parla di amore, è sempre un luogo forte, fisico. Cioè qui oltre all'amore agapeo, oltre all'amore sentimentale, c'è anche l'amore fisico. Quindi oltre il tuo momento di, diciamo, di pensiero del passato, avverrà un cambiamento e avrete sicuramente dei momenti interessantissimi di, come si dice, rapporti fisici. Però attenta perché poi io vedo che ci saranno, vedi il militare, ci saranno delle situazioni estremamente tese, pericolose, perché vedo che lui sta cercando di ragionare per una situazione, e non vorrei fare l'avvocato del diavolo, no? Però vedo una vecchia signora, sembra che lui abbia il pensiero di una persona, donna femminile, che ha già avuto anche lui nel passato, e sembra che lui stia pensando che questa donna vale molto. Quindi, riassumendo per il momento, vediamo, tu che sei una donna vittoriosa, sei uscita da una situazione veramente impegnativa e sei una donna con dei doni, preziosa. Poi c'è stato fra di voi, o c'è stato nella tua vita un momento in cui hai avuto un blocco importante perché ti hanno colpito di nascosto. Non si capisce se è un tuo ex o non si capisce se per una questione legale, però vediamo il sacerdote che cerca giustizia. Fra voi due vediamo la fedeltà, c'è questo amore, questo fuoco, questa passione, tu sei molto speranzosa, però nell'intimo vedo che stai guardando qualcosa nel passato, magari cerchi lui qualcosa del passato, e questa cosa forse ti potrebbe bloccare. Poi vedo che ci sarà un cambiamento o un viaggio e si riaccenderà la passione, no? La passione fisica. Però attenzione che sta arrivando strategicamente nel futuro qualcosa che lo impegnerà. Vedi il pensiero, lui sta pensando, ma chi sta pensando? Alla vecchia signora, cioè una sua ex, e lui vede che è piena di come si dice, di doni la sua ex. Però il problema è il finale, che mi fa un po' impensierire, perché vedi messaggi, la corte, però vedi dottore vedovo. Quindi sembra che lui, non dico che voglia tenere un piede in due scarpe, no? Questo il Marietto non lo dice, però sembra quasi che lui comunicherà con te, no? Proprio cercando di ricucire una situazione, vedi il dottore che cerca di ricucire, però il vedovo ha sempre come si dice, quella solitudine, quel pentimento, quel rimpianto di non aver riuscito a concludere con una sua ex. Quindi, chiaro, le sibille, visto che non conosco bene la situazione, danno un'impronta, no? Danno un'idea, danno una fotografia di una situazione in cui fra voi due sicuramente ci sarà della passione fisica, però devi stare attenta che nel futuro prossimo potrebbe esserci un attacco, vedi, strategico, e lo vediamo qua che lui pensa, di una ex, che lui valuta ancora come una persona che ha delle qualità. Quindi è ancora tutto aperto, solo che devi stare attento che lui, anche quando comunicherà con te, cercherà di essere sdolcinato, è sempre un gran signore, perché il Sibille ha detto che è un gran signore, però c'è sempre quel punto di domanda che mi fa pensare di stare attenti. Bene, Anna, vediamo un po', alla prossima. Alla prossima FC, che sembra una squadra di calcio, Federazione Calcio, invece è la nostra Federica dell'87. Allora, bellissima domanda, Federica, era scritta proprio chiaro e si riesce a capire. Bene, vediamo un po'. Allora, la nostra Federica ci dice se il nostro Daniele, quando tornerà, siete in allontanamento. Va bene, vediamo la Federica e il Daniele se magari si riavvicineranno.
Sibilla, ditemi se Federica e Daniele si riavvicineranno. Voilà. Beh, guarda, Federica, io ti vedo, vedi, sono due bellissime carte. Ti vedo forte, ti vedo una donna piena di entusiasmo, perché la carta della speranza è sempre una donna coraggiosa, una donna che guarda nel futuro, ma piena di sicurezza. Poi c'è il leone in questa carta che sta a indicare che non sei una donna che ti arrendi. E poi c'è una carta bellissima che è la stanza. Quindi sei fiduciosa che potrà nascere di nuovo qualcosa di importante fra voi due e, come detto prima, qualcosa di fisico anche, no? Un sentimento totale, un sentimento completo a 360 gradi. Quindi tu sei molto speranzosa che il nostro amico si rifaccia vivo. Vediamo un po'. E Sibilla fanno già capire che la strada sembra positiva. Anche lui però, Vediamo un po' se si farà vivo. Guarda, il finale sembra positivo. Allora, vediamo un po' il passato, che è un po' di strategia. Lui si vede che guardava la sua compagna e vedo che in fondo, vedi qua, lui è stato sempre molto, come si suol dire, si è lanciato, no? Si è lanciato verso di te in momenti importanti, no? Perché l'amante è sempre quella persona che si vuole arrampicare sulla finestra dell'amata per fargli sentire la canzoncina e anche di più. Quindi diciamo che lui però in fondo, non dico anche qui voleva tenere un piede in due scarpe, però si vede che sia tu che la sua compagna gli hanno insomma tentato strategicamente di essere in due posti, come Gesù Cristo, no? Quando lo vedevano in due posti, il dono dell'obliquità, e con un po' di strategia ha cercato di fare questo, cioè ci sono riusciti anche altri, anche se Babà, adesso io il Daniele non so se questi doni, però qua sembra quasi che lui nel passato abbia voluto essere, si voleva bilocare, no? Però vedo che nella bilocazione con te era molto lanciato, era molto, come si suol dire, presente. Nella linea del presente, no? Invece io vedo che tu lo stai aspettando perché lo vedi un po' come un gran signore, come un personaggio importante. E fondamentalmente potrebbe anche esserlo, però quello che mi fa un po' pensare, quello che mi mette un po' nella condizione di non essere sicuro, è che dopo, vedi, tu sei nel belvedere, la carta è importantissima perché tu sai che lui ha delle qualità, però dopo esce qualcosa che quando tu lo vedi bene, c'è l'artista e l'ammalato. O potrebbero essere una prova, no? O potrebbe essere che tu invece quando lo vedi bene ti rendi conto che lui ha delle qualità, però c'è un punto di domanda. L'artista è sempre una persona che fondamentalmente cade sempre in piedi, però è un pochettino narcisista e quindi sembra che tu stai guardando una persona, no? Che ha delle qualità e quando lo vedi bene sembra quasi invece che sia una persona che ha delle qualità indubbiamente, però ti lascia un pochettino, perché la carta dell'ammalato è sempre una carta che fa capire che ci sono degli squilibri energetici, degli squilibri sentimentali. Quindi cosa mi fa capire qua? Che stai anche tu assestandoti, no? E stai vedendo un po' come la realtà. No? E nel futuro sembra quasi che ci sarà diciamo, un aggiustamento progressivo, perché vedi, il dottore, l'amica e il domestico stanno a indicare che ci sarà sicuramente qualcosa da ricucire, no? O con l'aiuto di un'amica o con l'aiuto di qualcuno che ti ascolta, e lui sicuramente, vedi, cercherà una strategia per venire incontro a te, quindi sembra quasi che sicuramente vi rincontrate. E poi cosa succederà? Sia tu che lui lavorerete insieme, vedi qua,
la consolante sorpresa poi è la seconda carta più bella del mazzo di Sibille e quindi è sicuramente motivante, no? Motivante verso di te, cioè lui sta lavorando nel futuro per raggiungerti, no? Però attenzione perché vedi la nemica è una carta che mi fa capire che entrerà in scena qualcuno che cercherà di soffocare il vostro sentimento, perché qui nel presente tu vedrai più o meno com'è, o lo hai già visto, però nel futuro ci sarà questo ricucire, questo cercare di rimettere assieme e funzionerà, però purtroppo entrerà in scena una persona che vedi qua, è importante la nemica, perché molto probabilmente può essere una donna, la sua compagno ufficiale, che cercherà di, anzi non cercherà, quando entra in scena la nemica vuol dire che vi è già attaccato, perché vede che vi state riunendo, ricucendo, e allora tu vedi, è qui il finale che ci fa capire bene la situazione, e allora tu a questo punto qui sarai un po' malinconica, no? Sarai un po' malinconica perché vedi ricucire questo sentimento, questo amore, e vedi la nemica che vi ha colpito, però tu resterai malinconica, ma visto che sei una donna forte, no? Riuscirai nell'intento perché c'è amore, denaro e stanza, che sono una carta più bella dell'altra, a livello sentimentale e anche a livello materiale. Allora, dopo questa grande prova che può durare massimo un anno, io vedo che il risultato finale, la tua malinconia sarà premiata da amore, denaro e stanza, che sono le tre carte più belle per un'unione sentimentale. Quindi alla fine io penso che lui si farà risentire in pompa magna e vorrà riconquistarti. Vedo che vorrà riconquistarti e vorrà, in un certo senso, avere qualcosa di importante con te. Bene, andiamo al prossimo. Intanto salutiamo anche la Ninni, l'Assunta, la Nella, la Roberta, la Marisa, insomma, l'Alex Galletti che non può mancare, ormai fa parte dell'inventario, no, il nostro amicone che si segue sempre. Andiamo avanti, FC, no, Anna, Cassiopea, ecco. Allora, Vincenzo 60 e Katia, allora hanno litigato, Cassiopea, dimmi un po', avete litigato lui del 60, Vincenzo, e tu del 75, cosa farà nei tuoi confronti? Sì, no, FC, vedrai che andrà così, alla fine ci sarà un po' un momento di, però entro l'anno, lì ci sarà, ti consuma, senti, il marietto ti dice prenditi 12 uova, come si dice, 12 uova di quelle buone ruspanti, perché questo qui veramente sarà, questo signore qui sarà veramente innamorato di te nel futuro. Ti consuma, devi andare bella caricata. Adesso sto scherzando, no? Però le sibille sono positive. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po' il Vincenzo e la nostra Katia. Cosa succede dopo la litigata? Vedrai che funziona FC. Allora, il Vincenzo e la nostra Katia. Dopo la litigata, cosa succede? Katia del 75, Vincenzo del 60. Ilde, come sta andando? Bene, non ho fatto poco a niente. Allora, Katia, qui sembra che c'è una donna maritata, io non so se Vincenzo è sposato, è divorziato, però c'è una donna maritata e un'amica, e sta a indicare l'amica, o una donna maritata vi sentiva, vi ascoltava, vi seguiva, o un'amica, insomma io adesso da questa indicazione che tu mi hai dato, voi avete litigato, però purtroppo io non so se lui è sposato, vedovo, però c'è questa donna maritata e questa amica che entrano in scena, no? L'amica potrebbe essere anche una tua amica che è sposata, però c'è qualcuno che vi ha ascoltato nella vostra litigata. Vediamo un po'. Passato, presente, futuro. Insomma, è una stesa un po'
un po' importante, una stesa un po' importante, e vediamo un po', cari amici. Allora, nel passato io, ok, vedo che tu sei stata molto attiva, molto servizievole, vedo che lui o tu, lui probabilmente una persona di gran valore, sia materialmente che intellettualmente. Poi c'è stato un po' di gelosia e lui è anche un pochettino, diciamo che un pochettino, come si dice, è il tipo calcolatore pragmatico, è una persona coi piedi per terra, è una persona che conta anche il centesimo, diciamo così, e sembra quasi che la gelosia sia stata una perdita di denaro, potrebbe essere, però io lo vedo che lui ti guarda con gli occhi di una persona che ti pesa. È un tipo così, o l'hai conosciuto sul posto di lavoro. Però, visto che si parla di una litigata e si parla di lui, sembra quasi che lui, la sibilla del mercante, è sempre una persona che valuta in modo pragmatico. Nel presente avete messaggiato molto, vedo che c'è stata molta comunicazione, però c'è da mettere a posto qualcosa. E qui vedi, la litigata qua, c'è qualcosa da mettere a posto e messaggerete molto. Adesso, la carta dell'allegrezza di cuore può darci due indicazioni: o che farete pace, o che potrebbe succedere che potrebbe lui, no? O tu, perché non si capisce bene, perché tu messaggerai con più persone oppure potete far pace. Adesso tu mi stai parlando di te e lui, però sembra che lui abbia più comunicazioni, visto che la domanda era di lui. Vedi, l'allegrezza di cuore si vede una donna con due persone, ma potrebbe essere anche un uomo con due persone. Quindi vuol dire che o tu o lui in questo periodo state in un certo senso comunicando con più persone. Ci sono tre interpretazioni: o mettete a posto le cose e poi farete la pace, oppure, che io propongo per questa, perché poi vediamo il futuro, sembra quasi che messaggerete, cercherete di mettere a posto la cosa, però o tu guardi qualcun altro o anche lui sta flirtando con qualcun altro. E perché mi sento in un certo senso di dire che la situazione è così? Perché c'è un cambiamento o un viaggio, potrebbe essere nel futuro un viaggio, un cambiamento, e io vedo che qui, vedi, c'è un'altra donna che vi attaccherà e tu accuserai il colpo. Capisci? Quindi sembra quasi che nel futuro, no? Dopo questo problema che appunto la litigata cercate di ricucire, ci sarà un cambiamento importante, perché una donna di nascosto vi colpirà e tu lo accuserai il colpo, vedi? Malinconia. E cosa succede? Io ti vedo piangere qua nel futuro, perché? Perché il vostro amore, il vostro sentimento sarà un pochettino, galleggerà su delle cose che non sono realistiche. Quindi il prossimo futuro ci sarà un cambiamento con un'entrata in scena di una persona che vi attaccherà duramente e tu accuserai il colpo e vedrai l'amore, il sentimento andare in cantina e ti vedo piangere fortemente. Allora, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la situazione è un pochettino traballante, ma però sono fiducioso. Perché? Perché io vedo che poi c'è qualcosa di importantissimo fra voi due e quindi nel prossimo futuro, entro un anno, massimo un anno, voi ricomincerete ad avere un rapporto molto importante. Però attenzione che vi spierà qualcuno, e questo non devo dirlo io chi è. Capite? Quindi c'è una situazione effettivamente in crescendo in cui sembra quasi che, vedi, quindi la situazione alla fine andrà nella direzione che vuoi tu, però vedo che, vedi qua, queste due carte qua, e anche questo, ci saranno molte bugie che dovrai, e qui quando tu ti accorgerai di queste bugie piangerai, però alla fine il risultato lo porti a casa. Attenzione, perché vi spierà, capisci? Una donna maritata.
non so se è sposato. Bene, cari amici, il Marietto ha fatto la sua mezz'oretta, vi ringrazio di avermi seguito e vi rinnovo l'invito. Domani alle 21 nel canale Marietto ci sarà il The Guard, come ogni mercoledì, per le sibille interattive. Se volete un consulto sono 20 euro 45 minuti, o per il The Guard o Marietto Veneziano. Grazie e a domani.